Benvenuti! Oggi è martedì 26 novembre 2024. Il sole sorge alle 6:50 e tramonta alle 16:43. La luna si leva alle 2:12 e cala alle 14:04. Oggi si celebra San Corrado. Il nome Corrado è medievale, deriva dal tedesco e significa coraggioso nelle decisioni. Oggi 26 novembre è la giornata mondiale dell'olivo. Questa ricorrenza è stata proclamata dall'UNESCO ed il COI, cioè il Consiglio Oleicolo Internazionale. È stato creato nel 1959 e raggruppa attualmente il 94% dei paesi produttori di olio d'oliva e olive da tavola. Il compito principale è quello di garantire più controlli sulla qualità dei prodotti per tutelare i consumatori. L'olivo, originario del Mediterraneo, è una risorsa naturale per le comunità rurali e rappresenta occupazione e sicurezza. Auguri a Paolo Ruffini, attore, conduttore e regista che oggi compie 46 anni. Debutta nel mondo dello spettacolo partecipando a spot pubblicitari e al film Ovo Sodo di Paolo Virzì. Interprete di vari cinepanettoni, il passaggio alla conduzione arriva nel 2011, quando conduce Colorado insieme alla collega Belen Rodriguez. Festeggia oggi anche Pamela Prati, all'anagrafe Paola Pireddu, nata in provincia di Sassari 66 anni fa. Viene scelta per il ruolo di soubrette negli spettacoli del Bagaglino. Conduce trasmissioni come La sai l'ultima e Scherzi a parte. E infine auguri all'attrice Adua Del Vesco, che oggi festeggia 32 anni. Pseudonimo di Rosalinda Cannavò, è nata a Messina. Nella sua carriera ha preso parte a fiction televisive e film come L'onore e il rispetto e Sapore di te. Il 26 novembre del 1942 venne proiettato in anteprima mondiale il film Casablanca, candidato agli Oscar per 8 statuette. Oggi è il più trasmesso in assoluto dalla TV americana, ma prima della sua realizzazione il successo era tutt'altro che previsto. La Warner Bros. Infatti non aveva investito una grande somma e gli stessi attori si erano lamentati della trama. Ma come funzionano i motori a 4 tempi? 4 è anche il numero delle fasi di lavoro, che sono aspirazione, compressione, esplosione e scarico. Una produzione regolare di energia viene consentita dall'utilizzo di più cilindri contemporaneamente. Tali motori risultano scomodi per alcuni semplici impieghi. Infatti in macchinari come i tosaerba vengono usati i motori a 2 tempi. Buongiorno ai 12, oggi una raffinata ed elegante luna in bilancia dà forza e stile ai segni d'aria, gemelli, bilancia e acquario. Vediamo cosa succede nella ruota zodiacale. Ariete, decisamente oggi la luna è storta proprio perché ve la trovate in opposizione e tenterete comunque di ovviare o contenere a dei piagnistei o delle piccole paturnie di qualcuno a cui volete bene, ma con docchieri forti come siete per adesso riuscirete comunque a gestire tutto in una maniera esemplare. Toro, la vostra giornata oggi è una giornata che prevede un Urano un po' più calmo, all'opposizione con il Sole sta per terminare e decisamente voi siete un pochino più leggeri e un po' più calmi. Plutone spingerà il vostro Urano a essere un pochino più opportunista e ad afferrare al volo delle situazioni che in una parte di voi temete di non essere abbastanza tempisti da prendere al volo. Gemelli,
la vostra giornata oggi prevede sempre quel Mercurio opposto al vostro Giove che proprio non sa che dire, ma più divertiti e più scanzonati state osservando tutto, anche senza intervenire, senza necessariamente dire qualcosa. Tutto sarà più bello se vi divertirete con una delle vostre qualità migliori, ovvero essere ironici e sarcastici a volte, se vi serve prendervi qualche piccola vendetta. Cancro, la vostra giornata oggi prevede una raffinatissima luna in bilancia che però non va d'accordo con i vostri gradi, quindi forse oggi il partner potrebbe rimproverarvi di essere un po' autocentrati e di voler fare vincere sempre a tutti i costi i vostri desideri, i vostri sentimenti. Cercate di essere un pochino più solidali con le esigenze del partner, non è mica una lotta. Eppure la luna oggi sarà preziosa per farvi capire quanto è importante la comunicazione e il luogo in cui la coppia si può trovare bene. Leone, giornata oggi molto importante perché la luna continua a essere solidale con il vostro Marte, un Marte che ospitate nei vostri gradi che vi dà forza ed energia. Plutone però sembra smanioso e vuole accendere in voi la voglia di riconquistare delle posizioni che credete ambite o desiderabili. Forse state distogliendo lo sguardo su qualcosa a cui ancora non siete in perfetta forma per riuscire a prendere. Datevi tempo. Vergine, giornata oggi molto interessante, la luna parla di guadagni e parla di mettere in ordine delle cose che vi daranno forza, qualcosa vi rincuora, quindi la caoticità e l'imperante forza incalzante lavorativa di Saturno sembrano essere più attenuate da buone notizie che oggi arriveranno. Bilancia, luna assolutamente congeniale, piena e ricca di aspetti forciuti nei vostri gradi, proprio perché vi riporta l'energia di Marte e l'enorme creatività di Plutone ed il suo fascino misterioso. Sembrerebbe essere arrivato il momento di concedersi all'amore. Scorpione, la vostra giornata oggi prevede un sole che parla di fattività, di praticità e che illumina un po' anche il vostro mondo pratico. Un consiglio da qualche familiare potrà esservi caro proprio perché oggi sarete ammantati dalla protezione familiare e anche affettiva. Nel vostro caso sarà importante sistemare alcune questioni lavorative prima delle scadenze. Sagittario, giornata oggi che vede il vostro sole comunicare sia con la luna che con Plutone. Niente di meglio per chi vuole creare, dare una svolta e imbroccare l'affare giusto nella vita. Purtroppo quel Mercurio nei vostri gradi ancora non vi fa esprimere bene e quindi c'è qualcosa che non vi torna o qualcosa che semplicemente non capite. Andate accompagnati, vedrete, sarà meglio. Capricorno, giornata oggi con una Venere che forma tantissimi aspetti, un sestile col Sole, uno con Nettuno, un bellissimo trigono a Urano, una Venere che vi vuole dire anche con la furbizia della Luna di trovare una soluzione per andare incontro alla persona che amate. Siate sempre parchi di parole d'amore, a volte esternare è qualcosa che risolve molte situazioni e abbatte tanti muri. Acquario, un Plutone che comunica con tutto il planetario zodiacale, davvero interessante perché vi state riempiendo di stimoli e di capacità creativa e anche la Luna oggi fortunatamente è dalla vostra parte, quindi quel nervosismo imperante che Marte vuole per forza instillarvi oggi sembra passare in secondo piano. Pesci, giornata molto piacevole per quello che riguarda un trasognato e trasognante trigono Sole-Nettuno che vuole auspicare a una certa morbidezza. Il lavoro sicuramente esige da voi una grande resa, ma voi, date le posizioni che avete conquistato, avete tutto il diritto di obbligare colleghi e collaboratori a prendersi le loro responsabilità e a rientrare nei tempi che richiedete. Il 26 novembre del 1941 il presidente Roosevelt firmò un decreto che stabilì il quarto giovedì di novembre come il giorno del ringraziamento, in segno di gratitudine per quanto ricevuto durante l'anno trascorso. Il piatto principale è il tacchino ripieno. Strettamente collegato è il Black Friday, il giorno di grandi sconti che avviene il venerdì successivo. Avete mai sentito l'espressione alle calende greche?
Beh, questo è un modo di dire molto colorito per intendere che qualcosa non accadrà mai, perché le calende in realtà non esistono nel calendario greco, ma solo in quello romano, dove indicavano il primo giorno del mese. Ricordatevi questa espressione, potrebbe esservi utile in situazioni in cui qualcuno fa promesse improbabili. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. La matta di oggi è Florence Foster Jenkins. Si esibisce in una delle sale da concerto più famose al mondo, quando ha ormai 76 anni. Il problema è che la Jenkins è stonata, ma può trovarsi lì perché è una ricca ereditiera e questo le permette di comprare il suo pubblico e la stampa affinché parlino dei suoi concerti. Ci salutiamo con la frase del giorno. Non giudicare ogni giorno dal raccolto che hai ottenuto, ma dai semi che hai piantato. L'appuntamento di oggi termina qui, ma vi aspetto domani per una nuova imperdibile puntata dell'Almanacco per scoprire nuovi modi di dire e nutrire la nostra curiosità. Mi raccomando, non mancate. Buona giornata dalla vostra Martina.